Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo, un evento organizzato da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, il Ministero della Salute, la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Parma, l'ANCI del Veneto, il MIUR del Veneto, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento vogliamo farlo anche a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR Rai e Telepadova che sono i nostri media partner. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Salutiamo quindi tutto il pubblico che è molto numeroso e molto partecipe e ci sta seguendo da questa mattina da tutta Italia con molte interazioni e molta partecipazione questa mattina anche delle classi con i loro insegnanti. Invitiamo tutte le persone che ci vedono in diretta a condividere le nostre dirette sui propri canali e ringraziamo tutti voi per questo supporto. Il titolo di questa prima edizione della settimana della prevenzione del gioco d'azzardo è Siamo tutti in gioco. È un titolo che abbiamo scelto per sottolineare l'intenzione di rivolgerci non solo agli addetti ai lavori, ma all'intera cittadinanza, compresi appunto gli studenti che abbiamo avuto il piacere di avere qui questa mattina e per i prossimi appuntamenti del mattino, e soprattutto tutte le persone che rivestono un ruolo educativo nei confronti delle nuove generazioni, quindi genitori, insegnanti, educatori e tutte le altre persone sensibili al tema. Pensiamo infatti che la cultura della prevenzione ci riguardi veramente tutti e per questo abbiamo progettato una settimana di incontri molto variegati, invitando non solamente esperti di gioco d'azzardo e di dipendenze, ma anche campioni dello sport, personalità importanti della legalità, professionisti della comunicazione, esperti del mondo digitale, eccetera. Come avrete certamente potuto vedere, il sito dedicato all'evento riporta tutti i materiali promozionali e l'intero programma che vi invitiamo a scaricare e a condividere. Il sito è www.cambiogiocou6.it e sul sito resterà traccia degli incontri che potrete rivedere nelle videoregistrazioni. Qui con noi questa sera c'è anche il dottor Giancarlo Zecchinato, medico psichiatra, già direttore del Dipartimento Dipendenze dell'UL6, che ringraziamo per la sua presenza e che al termine dell'intervento del nostro relatore di questa sera ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre le prime domande al nostro ospite. Quindi grazie mille dottore per essere presenti. Ecco, passo la parola, perché è qui con noi per un saluto istituzionale, al dottor Vito Sava, che invito a raggiungerci, direttore del Dipartimento Dipendenze e direttore dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana, UL6 Euganea. Buonasera dottore, grazie di essere qui. Buonasera, grazie, buonasera a tutti, ai presenti, a tutte le persone che sono collegate. Andiamo avanti con questa settimana, con questi incontri e con questa serata. Già ci sono stati degli eventi molto interessanti che hanno coinvolto giovani, ragazzi, persone di tutte le fasce d'età. È un'occasione per sensibilizzare la popolazione, sensibilizzare tutte le persone del nostro territorio, non solo, anche di diversi altri territori, intorno a un tema ormai molto caldo, ma soprattutto per intervenire nelle aree di problematicità intorno al gioco che riguardano fasce d'età che vanno dall'età più giovane fino all'età più adulta all'età più anziana, e cercare di intervenire soprattutto nelle fasi prima che questa patologia, perché poi diventa una vera e propria patologia, si va a innescare e a creare problematiche all'interno della famiglia, all'interno dei gruppi sociali, all'interno del lavoro. Questo è il senso anche di questa settimana che noi andiamo a iniziare questa sera e porteremo avanti fino a venerdì con incontri del mattino e il pomeriggio alla sera. Ecco, e ringrazio il professor Croce e anche il dottor Zecchinato che in parte è stato anche lui fautore di questa iniziativa perché in questi anni ha diretto il nostro dipartimento, e la dottoressa Camporese che in qualche modo è un po' il
pensiero e la mano di questo progetto. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a lei, dottore, grazie mille per il suo saluto. Saluto a cui fa seguito un altro saluto istituzionale molto gradito. Abbiamo in videocollegamento il dottor Fabio Ferrari, presidente Covest Veneto, che invitiamo a prendere la parola per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Io vi porto i saluti del Covest, che è il coordinamento del Veneto delle strutture terapeutiche, ed è un coordinamento a cui afferisce il maggior numero degli enti del privato sociale accreditato. Sono centri che in stretta sinergia lavorano con i centri pubblici, quindi con i CERT, quindi fanno parte dei dipartimenti, e quindi sia con il dottor Zecchinato che con il dottor Vito Sava siamo vecchie conoscenze, perché poi anche i nostri compiti ci portano a lavorare in sinergia anche a livello regionale, e siamo tutti impegnati a contrastare e ad aiutare le persone a contrastare i problemi delle sostanze e delle dipendenze anche comportamentali, e quindi aiutare anche le persone che si rivolgono ai nostri servizi. È un vero piacere anche rivolgere i saluti e anche un sentito ringraziamento al Dipartimento dell'ULSAI Ugania, perché nell'ambito del gioco d'azzardo sta facendo un ottimo lavoro di informazione, di prevenzione, di consulenza e di cura. So che alcuni centri del privato sociale stanno svolgendo anche insieme al CERT degli interventi sperimentali in quest'ambito, quindi è veramente un piacere ringraziarli, sapendo che con cognizione di causa, girando il Veneto, è il Dipartimento che in quest'ambito si sta veramente distinguendo. Quindi un grazie e un buon proseguimento dei lavori. Dottor Ferrari, i lavori che continuano quindi con questo incontro, la prima serata della nostra settimana, è il terzo incontro della prima giornata, un incontro che si intitola "Divento davvero ricco?", punto di domanda, le distorsioni cognitive nei giocatori. Abbiamo con noi per parlare di questo tema il professor Mauro Croce, che ringraziamo di cuore per la sua presenza e la sua disponibilità. Eccolo qui, e fra poco lo presenteremo. Il tema di questa serata vuole aiutare il pubblico che ci segue in sala e da casa a dare risposta ad alcune di queste domande. Che cosa distingue un gioco d'azzardo da un altro gioco e chi è il giocatore d'azzardo? I giochi sono tutti uguali? Ecco, queste sono alcune delle domande che ci porremo in questo incontro, insieme ad una serie di approfondimenti su molti aspetti legati al fenomeno. Aspetti come le distorsioni cognitive, le nuove frontiere dell'azzardo, il business in Italia e i suoi costi sociali, l'offerta qualitativa e quantitativa, l'interessamento di nuove fasce sociali, ad esempio le donne, i giovani, gli anziani, la scoperta dell'addiction comportamentale, il cambiamento dello scenario e molte teorie che nel corso della storia si sono succedute e che questa sera ci verranno illustrate dal professor Mauro Croce. Mauro Croce è psicologo, psicoterapeuta e criminologo, ha fatto parte della consulta del Ministero della Solidarietà Sociale, ha collaborato con la Universidad Nacional de San Luis in Argentina, dove ha pubblicato Los escenarios de adicciones, Tratado sobre el juego patológico. È docente alla SUPSI di Lugano, professore a contratto di psicologia dell'addiction all'Università della Valle d'Aosta. Ha curato moltissimi libri, da solo o con altri autori, veramente innumerevoli, e altri sono in uscita prossimamente. E quindi questa sera abbiamo il piacere di averlo con noi qui. Prima di passargli la parola, vi ricordo che potete porre eventuali domande al dottor Croce o fare i vostri commenti nella diretta dei profili social, oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete ora comparire in sovraimpressione. Bene, siamo quindi pronti per questa serata e per lasciare la parola al nostro gradito ospite, il professor Croce. Grazie. Buonasera a tutti. Non posso nascondere l'emozione di ritornare a Padova, dove io mi sono laureato tantissimi anni fa, incontrare e intravedere tanti amici e l'onore di essere invitato alla prima serata di questo
l'onore e la responsabilità. Mentre leggeva gli argomenti, quando abbiamo pensato a cosa parlare, mi rendo conto che c'è tutto lo scibile, almeno mio personale, non umano, ma quindi forse bisognerà un po' tagliare qualcosa. Comunque, grazie davvero dell'invito, mi auguro che questo incontro potrà risultare interessante e piacevole, anche per le tante persone che ci seguono. Ho ricevuto diversi messaggi da amici, colleghi, siamo collegati, saluto tutti. Va bene, parliamo di gioco e partirei subito. Che cosa è un gioco? Cos'è che distingue un gioco da un'altra attività? Quali sono le caratteristiche di un gioco? Il gioco è un'attività gratuita, non si è pagati per giocare. Se si è pagati per giocare è un'altra cosa. Il gioco è una cosa gratis. Il gioco è un'attività libera. Non possiamo essere obbligati a giocare. Non è più un gioco, diventa un'altra cosa. Il gioco è un'attività separata dalla realtà, vi è lo studio, il lavoro, la ricerca, e poi vi è il gioco, la parentesi, regalarsi, uscire un attimo, ritemprarsi, quindi separata dalla realtà. Il gioco è un'attività incerta, il gioco è bello quando non so il risultato, quando non sappiamo come va a finire. Vedere una partita della quale si sa già il risultato ha tutto un altro sapore, e quindi questa incertezza è una delle caratteristiche del gioco. Incerta ma con delle regole da rispettare. In un certo senso il gioco è il contrario dell'anarchia. Il gioco richiede delle regole, i bambini devono farsi delle regole, devono rispettarle per poter giocare. Quindi anche il valore pedagogico del gioco emerge da tutti i punti di vista, direi. Il gioco è un'attività improduttiva, altrimenti è lavoro, altrimenti è arte che produce dei manufatti, ma il gioco non deve produrre nulla. Queste sono le caratteristiche del gioco, ma libera, separata dalla realtà, incerta ma regolata, improduttiva e gratuita. Se queste sono le caratteristiche del gioco, quali sono i ludemi, cioè gli elementi che fanno di noi esseri umani, l'uomo prima di essere faber, sapiens, è ludens. Il gioco fa parte della nostra vita e non possiamo negarlo e non possiamo neanche dimenticarcelo. Anzi, molti problemi derivano dal fatto non perché giochiamo troppo, ma che non sappiamo più giocare. Quali sono, secondo Caillois, il più grande studioso al mondo di giochi, Roger Caillois, a differenza degli statunitensi che distinguono i giochi di due tipologie, di skill, ovvero di abilità, o di luck, di fortuna, Caillois ci dice: guardate che noi esseri umani abbiamo 4 tipologie geneticamente dentro di noi di gioco. E quali sono quelle? L'agon, la competizione, sfidare un avversario, sfidare un'altra squadra, sfidare noi stessi. Riuscirò a raggiungere quella determinata vetta per un alpinista, riuscirò ad raggiungere questa determinata performance e appellarsi alle proprie capacità, attrezzarsi per migliorare le performance, accettare anche il verdetto che l'altro può essere più bravo di noi, e quindi anche il limite, riconoscere il limite e migliorarsi. L'agonismo, il mimicry, il travestimento, il gioco del travestimento straordinario. Nel frame, nella cornice del gioco, noi possiamo, in inglese to play, sia giocare sia recitare, noi possiamo assumere un altro ruolo senza aver compromesso la nostra identità. Nel teatro, nello psicodramma, nel carnevale, fossi venuto qui vestito da giraffa, potevate dubitare della mia salute mentale, cosa che comunque siete legittimati a dubitare comunque. Ma se fosse carnevale e fossi venuto vestito da giraffa, era anche simpatico questo qua. Quindi il gioco ci permette di esplorare delle dimensioni di noi, ed ecco quindi nel teatro, nello psicodramma e così via, nel roleplay, posso essere il criminale, esplorare dimensioni diverse di me. Finisce il gioco, ritorno nella mia identità. Quindi straordinaria invenzione di non esseri umani, il gioco della vertigine, l'Illings, quella sensazione terrificante di avere il vuoto sotto di noi.
e quindi dall'altalena al jumping, al paracadutismo, alle montagne russe, e quando andiamo a Gardaland e saliamo sulla cremagliera diciamo chi me l'ha fatto fare, e poi questa emozione è un gioco, da taluni molto amato, da taluni molto temuto, ma un gioco che noi abbiamo nel repertorio. Da ultimo vi è l'alea. Se nella competizione il gioco è la sfida, fare appello alle mie capacità, riconoscere i limiti, sforzarmi e migliorare le mie performance, se nel travestimento il gioco è quello dell'assumere un'altra maschera, se nella vertigine il gioco è questa sensazione di vuoto sotto di noi e poi raggiungere la madre terra, nell'alea qual è il gioco? Il gioco è quello di prevedere il futuro, di sfidare il futuro, di pensare che siamo in grado di immaginarci cosa succederà. E se gli animali conoscono l'agonismo, competizione con l'ambiente, con la propria specie, con l'altra specie per sopravvivere, la lotta alla sopravvivenza impone di combattere. Se gli animali conoscono il travestimento, vabbè, il camaleonte nell'esempio più straordinario, ma in generale i predatori e i predati, l'evoluzione ha richiesto di mimetizzarsi con l'ambiente. Se taluni animali conoscono la vertigine, gli animali non possono conoscere l'alea, perché l'alea richiede una mente umana che si fa delle domande rispetto al futuro, e l'uomo sin dall'antichità si è domandato: domani pioverà, vincerò la battaglia, farò innamorare la donna del mio cuore, eccetera, eccetera. E quindi questo è qui, è nell'alea, è nel caso, è nella sfida al caso, è nel prevedere che il caso soggiace ai nostri desideri, si annida l'attrazione straordinaria verso il gioco d'azzardo, si annida la trappola che il gioco d'azzardo costituisce per molte persone. C'è da dire una cosa, che siamo in una mission impossible, voi state facendo un lavoro molto interessante di consapevolezza, di prevenzione, eccetera, eccetera, ma siamo in una mission impossible in Italia perché dobbiamo rimettere il dentifricio nel tubetto dopo che l'Italia dagli anni 90 ha avuto uno tsunami di gioco d'azzardo. Sino agli anni 90, più o meno 90, il legislatore italiano ha avuto rispetto al gioco d'azzardo un giudizio di disvalore. È qualcosa che va controllato, ma non va troppo promosso. I casinò italiani sono sotto il Ministero dell'Interno, traduzione è un problema di ordine pubblico, non dell'economia, devono fare business. Negli anni 90 i residenti della Valle d'Aosta non potevano andare a giocare al casinò della Valle d'Aosta, così come a Monte Carlo non potevano andare... Quindi una percezione da parte del legislatore dei rischi che comportava porre un gioco d'azzardo al centro di una città. E dagli anni 90 l'Italia ha fatto propria quella intuizione di Cavour, grande statista al quale non faceva difetto l'intelligenza e il cinismo, il quale ebbe dire al re: facciamo una lotteria. Il re voleva fare una nuova tassa, no, perché la gente c'è una tassa migliore, sua maestà, è la tassa degli stupidi, facciamo una lotteria. E quindi su questo l'Italia comincia a aprire al gioco d'azzardo, e quindi i videopoker, i gratta e vinci, il Super Enalotto, il bingo, uno tsunami che ci attraversa fino ad ora. Questi due signori sono due premi Nobel, Akerlof e Schiller, americani, tutt'altro che due, diciamo, moralisti, liberal americani, premi Nobel americani, liberal economisti, addirittura uno mi pare è firmatario di una legge per la legalizzazione della marijuana, cioè su base economica, c'è un business di milioni di dollari, lo lasciamo in mano alla criminalità, cioè quindi non due, i quali scrivono questo libro, Fishing for Fools, interessantissimo come è stato tradotto in italiano, Ci prendono per fessi, pubblicato da Mondadori, il quale, leggo questo libro, a un certo punto dicono loro i liberi mercati creano un equilibrio economico, bla bla bla, in condizione di manipolare o distorcere la nostra facoltà di giudizio con pratiche commerciali paragonabili alle cellule cancerose che si insinuano nel normale equilibrio del corpo umano.
Per fare un esempio, questi due signori che cosa ci dicono? La slot machine è un chiaro esempio. Cioè, quindi noi abbiamo inserito nelle nostre città, nelle nostre relazioni, nei nostri luoghi di incontro, nei nostri luoghi di solitudine, queste cellule cancerose e i risultati li stiamo vedendo, perché l'Italia è al 4° posto a livello mondiale e non sono dati relativi, fratto gli abitanti, ma sono dati assoluti, per il denaro perso in gioco d'azzardo, perso, non il volume di gioco, una quota ritorna ai giocatori e così via. No, questo è il denaro perso, quindi dopo gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone, l'Italia è il denaro perso, quindi denaro non in cultura, in cinema, in libri, in ristoranti, in gite, che ne so, in case, in automobili, in biciclette, tutto quello che volete, no, buttato nell'azzardo e senza ritorno. E quello che stiamo assistendo con forza in Italia è quello di un'offerta qualitativa, non solo quindi una quantità enorme di gioco a disposizione, ma una qualità diversa del gioco. È cambiato il gioco. Per chi avesse occasione di vedere una mostra, io di fronte a me mentre sto parlando, lo dico agli amici che ci seguono online, c'è una mostra bellissima in questa splendida sala peraltro, di fotografie che ritraggono varie occasioni, vari luoghi di gioco e varie modalità di gioco e ritraggono anche questa parte del gioco. Eravamo 4 amici al bar e giocavamo a briscola insieme, ci prendevamo in giro e poi ce ne andavamo a casa. Ora sono un individuo contro un algoritmo. Il cambiamento è radicale che è avvenuto in Italia, e non solo in Italia, ma soprattutto in Italia. Il gioco da lento, pensate solo che il bingo si ispira alla tombola, la tombola prende un pomeriggio. Il bingo prende pochi secondi la singola seduta, quindi da lento il gioco è diventato veloce. Da rituale, momenti nei quali una comunità, un gruppo, una famiglia, un gruppo di amici si trovano una volta al mese a giocare, ma pensate anche a chi non è più giovane si ricorderà la lotteria di Canzonissima, il 6 gennaio, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, tutti lì davanti alla televisione, non vinceva nessuno mai. Però c'era questo rito collettivo, così come tutti i sabati si acquistava il biglietto, la schedina, 150 lire, e si passava la domenica i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri zii, con questi transistor che sembrava, scusa Mary, lì Foggia, scusa in questo momento il Foggia è passato in vantaggio contro la Juventus, e non si vinceva neanche mai lì, ma c'era questa ritualità che non chiedeva compulsività, erano dei riti. Il gioco ieri era socialità, si giocava con altri, oggi è un amplificatore di solitudini. Si gioca contro una macchina, si gioca contro un algoritmo. Il gioco era manuale, oggi è prevalentemente tecnologico. Il gioco era visibile in un certo senso, adesso non è visibile il gioco. Noi sappiamo che per legge il gioco è vietato ai minori di anni 18, le inchieste della polizia, le inchieste giornalistiche, la clinica, le ricerche ci dicono come i minori giochino d'azzardo e quindi è invisibile in un certo senso. Il gioco ieri era contestualizzato a una cultura di un territorio. Se sapete giocare a carte è perché ve l'ha insegnato vostro zio, vostro cugino, vostro fratello maggiore e vi ha insegnato anche gli anticorpi. Mio nonno mi ha insegnato a giocare a carte, però gioca mai a soldi, non giocava mai a soldi, mi ha detto. E i giochi di carte che si giocano qua sono diversi da quelli che si giocano in Sicilia e quindi una cultura che ha i suoi giochi e che ha anche i suoi anticorpi. Il gioco oggi è globale, è McDonaldizzato, per citare Ritzler, cioè il bingo è lo stesso a Padova, non so se ci sia, come quello di Buenos Aires, la slot machine è la stessa di Las Vegas come quella di Forlì, il McDonald's è lo stesso a Padova come quello di Honolulu, cioè quindi globalizzato, non più legato a una cultura. Il gioco oggi ha una bassa soglia d'accesso. Ieri la soglia d'accesso era alta, bisognava, sto combinando un guaio, dovete capire che io sono un soggetto, un caso clinico, mamma mia, ce l'ho qui sotto le gambe, però non posso più abbassare la gamba.
Grazie, scusate. Meno male che sono delle persone che si occupano di me e di voi in un certo senso. L'alta soglia d'accesso. Ieri decidevo di andare a giocare e dovevo superare delle soglie fisiche e psicologiche. Ora è il gioco che mi viene a cercare. Vado al bar a bere il caffè e c'è questa macchinetta che tintinna. Vado dal tabaccaio a pagare le tasse e vedo questi schermi che mi richiamano. Cioè, quindi è il gioco che mi viene a cercare, non sono più io che vado a cercare il gioco. Il gioco ieri era anche complesso. Se sapete giocare a scopadassi, e io penso al mio paese dove c'erano 4 anziani che sembravano in realtà dopo il secondo giro avevano già capito lui fa questo gioco per farmi lì, chi è di mazzo, è tutta una complessità enorme su queste cose qua. Ora il gioco richiede spesso di cliccare solo, un algoritmo che è già costruito su meccanismi skinneriani per creare dipendenza. Il gioco ieri non dava spesso la riscossione immediata, vinco oggi all'8, mi pagano tra una settimana. Il gioco oggi dà subito la riscossione, gran parte, e quindi capite come nel ciclo della compulsività. Gioco una serata, spendo 200 euro, perdo 200 euro e poi l'ultimo giro vinco 80, pensate che il giocatore va a casa e dice ne ho persi solo 120, no, dice mi rifaccio con questi e quindi perde anche questi. Il gioco ieri aveva delle sospensioni, dei momenti nei quali non era possibile andare a giocare, non esisteva la possibilità, il casino è chiuso e così via, adesso è H24. E guardate, quello che è sulla destra, velocità, consumo, solitudine, modificato, ma è quello che sostanzialmente l'Home Office, il Ministero dell'Interno della Gran Bretagna definisce come giochi hard, quindi giochi più in grado di creare addiction. Quindi vi sono dei giochi più in grado di favorire l'addiction, la dipendenza nei soggetti. La dipendenza è il frutto di aspetti individuali, personali, del contesto, ma anche della sostanza che incontri, ed ecco quindi che i giochi, e quindi molti stati ad esempio hanno delle valutazioni prima di inserire un gioco nel mercato a disposizione delle persone, si valuta il grado di pericolosità e giochi molto pericolosi ad esempio non vengono posti in situazioni particolari a soglia d'accesso piuttosto alta e così via. La strategia del mondo del gioco è straordinaria, cioè, nel senso di suoni, luci, colori, ambientazioni e così via per creare dei giochi che interessano, le 3A, che attraggano, che siano accessibili e che siano additivi. Tra le varie cose anche gli aromi ho scoperto, cioè che hanno sperimentato a Las Vegas in determinati ambiti degli aromi, verificando che disinibiscono più e quindi questo per dire vi è una strategia da parte dell'industria del gioco che segue tutte le strade per quello che loro chiamano fidelizzazione e noi chiamiamo addiction, cioè creare dei soggetti che vadano a giocare e ci restino attaccati. In ogni luogo, questo non so se è una fake news, non l'ho fatta io questa foto, l'ho trovata, mi diverte comunque, mi diverte, insomma. Beh. E poi sono interessanti le strategie, questa è una strategia straordinaria di lottomatica per recuperare le persone che hanno giocato, hanno perso, cioè si sono avvicinate, hanno giocato, hanno perso e quindi non si sono divertite e mollano. Allora vengono creati dei bonus particolari per gli sfigati che hanno perso. E poi molti di voi conosceranno le loot boxes, che sono queste macchine, scusa, questi box che sono all'interno di videogiochi dei ragazzi, dei bambini, e che per acquistarli devi pagare e il cui risultato, cosa contengono, non lo sai. E quindi che il gioco diventa gambling, travestito, senza percezione da parte dei genitori e dei ragazzi che questo si stia trasformando in un gioco d'azzardo. Se il gioco d'azzardo è noto dall'antichità, troviamo dadi nelle piramidi, dadi anche truccati, tutte i grandi ci raccontano come gli imperatori romani fossero giocatori, gli aztechi, tutti, ok. Però
quello che si è scoperto essere il primo trattato per la cura dei giocatori, il primo manuale straordinario. È stato scoperto questo manuale di questo Pascasius Giusti, che era un medico rinascimentale, che nel 1561 pubblica il primo manuale sul gioco d'azzardo, Alea de curanda ludendi in pecuniam cupididate. Ed è pubblicato è in latino, ma vi è anche una versione che hanno tradotto in francese i nostri colleghi del Quebec. È molto interessante questo trattato, perché Pascasius, medico rinascimentale, praticamente anticipa tutto. DSM. Dopo aver subito una grossa perdita, giurano di non tornare più a giocare. Cioè, i propositi che si fa il giocatore, non lo voglio fare più, basta, è l'ultima volta. Cambiano tuttavia rapidamente, molto rapidamente, e finiscono per correre con un desiderio ancora più grande verso lo stesso fallimento e la evidente rovina. Sulla causa, vabbè, insomma, non c'è indovinato, la passione del gioco come riscaldamento, però intuisce il giocatore a caldo, a chaud e a froid, che sarà ripreso dagli autori contemporanei. C'è un conto che è parlare con uno così a freddo che ha perso, è vero, ho sbagliato, no, non giocherò più, eccetera, eccetera. Un altro conto è quando uno è a caldo nella sessione di gioco. Ma interessante il rimedio che propone Pascasius, perché pur essendo un medico rinascimentale, che cura avevano i medici rinascimentali, i purghe, i salassi, e quali altri trattamenti venivano proposti ai giocatori? Approcci morali, è peccato, oppure coercitivi, galera, punizioni, eccetera, eccetera. Il nostro Pascasius che cosa propone? L'appello alla ragione, alla riflessione, alla intelligenza. Si tratta di mettere fine alla illusione del guadagno, la credenza che si possa dominare l'azzardo. Usa le sue parole, i suoi termini, stiamo parlando di distorsioni cognitive. Lui sta dicendo dobbiamo rigenerare queste aree della mente che sono magiche, che sono basate su credenze erronee e così via, e in epoca precedente all'Aufklärung, all'illuminismo. Lui è un pre-illuminista, sta dicendo praticamente questi giocano perché non sanno le vere regole del caso, le leggi del caso e così via. E quindi se li aiutiamo a ragionare, in ultima analisi Pascasius ci dice che il rimedio è la psicoterapia. La parola domatrice dell'anima, lui dice, no? E quindi l'appello alla ragione, e quindi abbiamo un cognitivo comportamentale del 1500, l'appello alla ragione, alla riflessione, all'intelligenza, mettere fine all'illusione del guadagno, sono tutte credenze erronee questo qui, la credenza che si possa dominare l'azzardo. Coevo di Pascasius è Girolamo Cardano, anzi sembra che sia stato professore di Pascasius all'Università di Pavia. Cardano è uno dei più grandi geni che noi italiani rinascimentali che noi italiani possiamo vantarci, insieme a Galileo che è qui attorno. Un grandissimo medico, famosissimo, importantissimo, pensate che Essere o non essere, Shakespeare, il libro che legge Amleto è il libro di Cardano, cioè per dire quanto fosse uno scrittore da bestseller, un grandissimo genio. È colui che ha inventato il giunto cardanico, che le automobili oggi hanno ancora questa invenzione che dobbiamo a Cardano. Qualcuno mi dirà, ma perché questo qui ci parla di Cardano? Perché era un grande matematico, un grandissimo matematico, ha inventato teoremi e così via, ma soprattutto perché a un certo punto lui scrive Liber de Ludo Alea, che è la prima trattazione sistematica della probabilità nel gioco d'azzardo. Cardano pubblica nel 600, pubblicato anche postumo, questo libro nel quale dice attenzione, io da matematico vi dico qual è la probabilità di vincere al gioco d'azzardo. E quindi se io conosco le regole della probabilità, gran parte degli interventi di prevenzione sono basati, e giustamente oggi, nel comprendere le regole della probabilità, nel comprendere che il gioco d'azzardo ti frega
frega alla fine colui che detiene il banco. E quindi c'è sempre questa intuizione illuministica per cui io ti devo aiutare, e Cardano ci aiuta tantissimo. Considerate che il suo libro è pubblicato ancora adesso in Inghilterra, The Book of the Games of Chance. Perché parliamo di Cardano? Perché Cardano poi alla fine nella sua vita pubblica la sua vita, la sua biografia, e cosa dice? Ho dilapidato contemporaneamente la mia reputazione, il mio tempo e il mio denaro in gioco d'azzardo. Quindi costui che conosceva perfettamente, scriveva e teorizzava della razionalità, della conoscenza della matematica come, diciamo, anticorpo per cadere nelle trappole dell'azzardo, si è rovinato in gioco d'azzardo. Perché forse c'è qualche altra cosa, oltre che la consapevolezza, la razionalità, eccetera, eccetera. E Dostoevskij ne è il caso emblematico. Dostoevskij che non può che non attirare Freud, che Freud nel 27 pubblica questo piccolo saggio, Dostoevskij e il parricidio, nel quale Freud si domanda come mai un genio della letteratura, un uomo certamente di grandi valori morali, qual era Dostoevskij, si è distrutto per il gioco d'azzardo. Pensate che Dostoevskij ha scritto il libro Il giocatore in 32 giorni, mi pare, che ha firmato un contratto capestro col proprio editore al quale avrebbe dovuto consegnare un libro entro una determinata data. Non avesse consegnato questo libro avrebbe perso i diritti d'autore di tutti i suoi libri precedenti e di tutti i suoi libri futuri. Dostoevskij, da buon gambler, si è fatto dare l'anticipo che ha subito speso, sperperato in gioco d'azzardo. 32 giorni prima gli viene questo scrupolo, prende cerca una ragazza che stenografi, che sciagurata diventerà sua moglie, e quindi scrive questo libro straordinario, Il giocatore. No? Freud cerca di capire l'assurdità di questo comportamento da parte di una persona dotata di grande razionalità e anche di grande conoscenza, memoria del sottosuolo, memoria dei propri turbamenti e così via. E Freud in ultima analisi cosa dice? Che perdere al gioco non è una possibilità in agguato o un rischio, ma quello che il giocatore effettivamente vuole. E quindi è una rivoluzione copernicana rispetto alle posizioni precedenti. Il libro è straordinario perché Dostoevskij proprio dice un desiderio spasmodico di rischiare, un'eccitazione che spinge ad avere sempre più emozioni. Questo è l'elemento del backbet, andare oltre. Uno dice c'è la saturazione, hai fatto le peggiori cose. No, ancora di più la tolleranza, se vogliamo dirla in termini tossicologici, un brivido di terrore Dostoevskij descrivere. E quindi Freud, che studia Dostoevskij, dice questo aveva una pulsione distruttiva che anziché orientarsi contro gli altri si è orientata su se stesso, il gioco come masochismo, perché il papà di Dostoevskij, soggetto esecrabile, alcolista, violento, bruttissima persona, odiata da Dostoevskij, sarà ucciso in circostanze misteriose. E adesso io banalizzo Freud in poche battute, perdonatemi, e quindi ci sarebbe un'identificazione proiettiva con l'omicida del padre, siccome era il suo desiderio, il senso di colpa e il senso di punizione. Il tema del parricidio è un tema che compare in Dostoevskij, Karamazov ad esempio. Curioso perché ho scoperto questa lettera che Freud scrive al suo amico, allora poi ha litigato ferocemente con Fliss, Freud, con tanti, è partito grande a me, ha litigato con moltissimi, il quale, io mi immagino Freud, il 22 dicembre del 1887, mentre si fuma un sigaro e guarda da Bergasse e Neunze in casa sua, nebbiosa lì, riflette sulle dipendenze. Freud ha scritto poco sulle dipendenze, era lui un dipendente da sigaro, lo sappiamo
sappiamo benissimo, un tabagista gravissimo, lo sappiamo, però non ha scritto molto sulle dipendenze, però scrive questa frase qui, in una lettera: sono giunto alla conclusione che la masturbazione sia l'unica grande abitudine, il bisogno primario, e che le altre forme di assuefazione, noi oggi parliamo di addiction, alcol, morfina, tabacco, entrano nella vita come sostituti in cambio di essa. È interessante perché dice la ricerca del piacere, la fuga un po' da un dolore, la soddisfazione, il senso di colpa, e perché affrontare, cioè, insomma, è abbastanza interessante questa posizione. Ma il giocatore, arriverà Bergler a spiegare perché il giocatore, perché a differenza di Freud che ha teorizzato su Dostoevskij, Bergler si è occupato di giocatori. Quando il gioco d'azzardo era illegale, il semplice fatto di giocare d'azzardo negli Stati Uniti d'America significava finire in galera, e Bergler farà una battaglia straordinaria per dire: questo qui ha bisogno di essere curato, non è un delinquente. Ma Bergler dice questo desiderio, questa ricerca del brivido che cercherebbero i giocatori, e in fondo questa giocare col destino, pretendendo megalomanicamente di controllarlo, è un progetto per perdere. Cioè, perdere è funzionale, il giocatore gioca per perdere, secondo Bergler. Però Bergler ha casistica su questo, e leggere i casi di Bergler è straordinario. Non c'è più nella letteratura di oggi sul gioco d'azzardo, sono ricerche, dati, statistiche, tratti, eccetera, ma non sono storie di giocatori così come bene le descrive Bergler. Pensate questo, racconta di un paziente che fa parte di meccanismi malavitosi. La fotografia è la stangata, no? Paul Newman, che sapeva in anticipo i risultati di un gioco truccato e quindi vinceva tranquillamente. E questo qui a un certo punto racconta Bergler: ma scusi, dottor Bergler, se vado là e vinco, che gusto c'è? Cioè, vado a lavorare allora. Io voglio il brivido, la tensione. Questo è quello che mi fa giocare d'azzardo, mica i soldi. Cosa me ne frega di soldi? Vado a lavorare, guadagno. Io invece no, voglio vedere su quel tavolo della roulette i miei soldi e pensare che... È quello che dicono anche gli U2, every gambler knows that loses. Cioè, ogni giocatore conosce che perdere è la reale ragione per cui lui si trova lì. E una delle questioni grosse dei giocatori è quella di uscire da vincitore. Questo è un tema molto interessante, perché a un certo punto nel giocatore scatta questo meccanismo per cui perdi, ma ti racconti che giochi per rifarti del denaro perso, e quando sarai a pari smetterai. Con questa corruzione superegoica il giocatore continua a giocare perché si racconta, gioca, cioè il mito di ogni giocatore problematico, patologico, persona con disturbo di gioco d'azzardo, dentro di sé è quello di uscirne da vincitore. E così come il tossicomane dice smetto quando voglio, il giocatore dice smetto quando voglio e quando avrò recuperato il denaro perso. E quindi un giocatore riesce a smettere solo nel momento in cui accetta di avere perso il gioco e vincere nella vita. Finché c'è questo tarlo, io lo dico di pazienti che ho seguito, che avevano anche superato certe fasi, ma dentro c'era questo essere in credito con la fortuna. E un giorno e quindi sarà un momento di crisi, un momento di esaltazione, un momento di... vai a riscuotere questo credito. E quindi il gioco comunque ci ha insegnato il passaggio, perché l'unica addiction non da sostanze riconosciute dalla comunità scientifica, no? E quindi questo ha aperto un po' la via alle dipendenze non da sostanze. E adesso io qui non c'è troppo non vorrei abusare della... quindi, eccolo, c'è il tema degli anziani, delle donne no, perché ho visto che ne parlerete, avete una serata dedicata, ma tra le varie... la platea di giocatori che si è ampliata in Italia grazie dovuta all'immissione di gioco d'azzardo, questo ha incrociato donne, ha incontrato ragazzi, ha incrociato immigrati, ha incontrato gli anziani, no? Che c'è stata prima una campagna targetizzata sugli anziani e quindi gli anziani che sono diventati... E su questo abbiamo degli studi internazionali interessanti che descrivono i percorsi degli anziani che sono spesso sottovalutati.
Non posso tediarvi a lungo su questa cosa qui, ma voglio solo dirvi un case study, un caso riportato da un collega canadese, il quale racconta di un signore di 83 anni che ha iniziato a 80 anni a giocare a internet, perché noi pensiamo, vabbè, a una certa età poi le persone sono in un certo senso non corrono più questi rischi. Ed è caduto in una spirale di debiti fino a 30.000 euro giocando internet, un anziano. Il tema delle distorsioni cognitive, le credenze erronee, il pensiero magico, perché molti parlano di pensiero magico, altri di credenze erronee, altri preferiscono definirle distorsioni cognitive, ma che cosa sono? È quella modalità di pensiero che ci offre l'illusione che vi sia il collegamento tra cose che non hanno nessuna relazione di causa o effetto. Il pensiero magico dei bambini, no? La logica magica. La logica magica è un ossimoro, perché la logica non è magica e la magia non è logica, però quella idea ad esempio, che noi abbiamo, cioè sia dal punto di vista ontogenetico che filogenetico, noi siamo stati dominati dal pensiero magico, e che anche quella che attribuisce a oggetti inanimati una volontà, perché il bambino che cade contro la sedia, la mamma dice che cattiva che è la sedia, cioè, capite, questo è il pensiero, oppure pensare che questo... Pensare ad esempio che se cade una cosa lì e in quel momento io ho fatto una cosa, vi è una connessione tra queste due cose, le superstizioni, i rituali. In un certo senso possiamo dire che non è tanto la presenza o l'assenza di tali meccanismi che ci distingue i non giocatori dai giocatori, è solo una questione di quantità. Pensate, ho fatto con Nadia Toff delle Iene un dibattito al quale si trova su internet, ha partecipato anche l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, e tra le varie, io avevo fatto questa sfida con la povera Nadia Toff, ma mi piace vincere facile, perché io sto studio era stato fatto in Canada, l'ho ripetuto io all'università con una ragazza che ha fatto la tesi su questo, e Nadia Toffa si è travestita e ha fatto questo, si è mascherata, è andata a chiedere alle persone in un autogrill che avevano acquistato il biglietto della lotteria se glielo cambiavano. Cioè, buongiorno, si trova su internet, lui è il link, buongiorno, senta, acquistato, me lo vende, glielo pago il doppio. Il triplo, il quadruplo, 100 euro, la gente non glielo vende. Ma sono tutti matti, sono tutti giocatori patologici. No, nella nostra ricerca successivamente la studentessa dice guarda, è uno studio, le faccio quelle domande. E tutti dicono, ma lo so perfettamente che se io ti avessi dato questo biglietto e tu mi avessi dato i 100 euro, me ne compravo per 100 euro o comunque ho vinto con 100 euro. Ma mi è stato dato. Non posso perdonarmi se fosse proprio quello lì che vince. E quindi capite che la logica si perde quando ci sono queste cose. Essere superstiziosi è da ignoranti, diceva De Filippo, ma non esserlo porta male. E allora possiamo dire che noi siamo portatori sani di pensiero magico. Tutti noi, nel mio caso un esame superato anni fa, adesso siamo passati gli anni, si può anche dire un esame, non ero per nulla preparato, passavo di lì, andiamo a provare, avevo un maglione che ho portato sino, adesso però mi arriva qua, no? No, nei momenti di crisi, di difficoltà, noi ci ancoriamo a delle sicurezze così e non c'è nulla di male. La questione è che nel giocatore patologico si impadroniscono di lui, non è più padrone a casa sua, ma sono cose che sperimentiamo anche noi, no? Ringrazio tutti per gli auguri del prossimo compleanno, grazie tante, ma al mio paese fare gli auguri porta iella, ha detto il Papa, cioè per dire, ci scherziamo su, però ce l'abbiamo questa cosa, no? L'illusione di controllo è un altro dei meccanismi tipico delle distorsioni cognitive e qui ci siamo dentro tutti. Se giochiamo Monopoli a risico all'oca, vogliamo ottenere un numero alto, li lanciamo veloci i dadi, e se vogliamo un numero basso, a parte che si soffia prima, se li vogliamo bassi li lanciamo piano. Che correlazione c'è tra la velocità del lancio e il risultato? Nessuno. Però nel momento in cui ho un ruolo attivo
ho l'impressione di determinare, di condizionare quello che invece è un evento aleatorio, che non dipende assolutamente. Pensate, questi sono studi scientifici, la Dussor e Walker hanno fatto testa o croce, adesso io lancio testa, croce, testa, uscirà testa o croce. Però se volete, pagando, vi dico i risultati precedenti, cioè abbiamo fatto 10 estrazioni, volete sapere cosa è uscito? Dovete pagare. La gente pagava per saperlo, ma non c'è nessuna correlazione perché ogni lancio è nuovo. Ma se voi mi dite che per 10 volte è stato uscito testa, io però giocherei su croce, cioè mi sembra che abbia proprio... No! Non è vero, si gioca su croce. Sì, vabbè, un nome è un destino il mio. Cioè, comprendete? Cioè, perché dentro ce li abbiamo noi, questi granelli di pensiero magico, no? La quasi vincita è il meccanismo del near miss. Allora, cioè, vedete lì, le 2 ciliegine, ci manca l'altra, no? È un attimo... Scommetto sul 72, è uscito il 71, il 73, cosa dice? Una mente razionale, un computer dice hai sbagliato. La nostra mente cosa dice? Ci sono vicino. Ed è tutta la sera che ci sto provando, adesso si avvicina, è un segno del destino, perché a differenza dei giochi di Agon, all'inizio ho parlato del giochi di Agon, no? Per cui se io non ho mai giocato a tennis e vado a giocare e vado a sciare, ecco, non ho mai sciato e vado a sciare, dopo cado subito, dopo una settimana i casi sono 3, o finisco all'ospedale, o smetto o scendo spazzaneve, perché comincio un po', cioè quindi addestrando mi migliora le peak performance, ma giocare all'otto, sono più bravo io che gioco da 10 anni o lui che prova stasera all'otto? Però noi abbiamo questa mente qui e quindi i giochi sono costruiti per avvicinarti alla vincita. Guardate, i gratta e vinci, è stata fatta quella ricerca in Italia, comprate i gratta e vinci, guardate, ti avvicini sempre lì per tenerti attaccato, non vinci un pochino e così via, no? Che non devo mollare, devo insistere. Poi il bello è che nella mente del giocatore, questo è raccolto da quello, anche il 27, ma il 27 cosa c'entra? 7-2, 72, è un messaggio, c'è questa concatenazione di messaggi, sono messaggi che io riesco a cogliere, il 9 è 7 più 2, è vero, il 5 è 7 meno 2, è chiaro, e così via, no? Invece poi è uscito il 22, cos'è? E il 22 cosa c'entra? È la data di nascita di mio figlio, è stato un segnale. Capite? Nessuno compra il biglietto ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ma siamo matti dalle gare? Eppure la stessa probabilità di qualsiasi altro numero. Però i giochi sono costruiti per, nessuno gioca 1, 2, 3, 4, anzi lo farò io una volta, vado all'otto e faccio 1, 2, 3, 4, 5 e faccio cinquine, divento ricco. Voi mi dite, ma tu sei matto dalle gare, perché se giocati 7, 32, 76, 24 sono furbo? Capite? Cioè anche la storia. Il Super Enalotto, la probabilità di vincere al Super Enalotto è 1 su 622 milioni. 1 su 622 milioni. Se io vi dicessi ho acquistato il biglietto del Super Enalotto stasera, cosa dite voi? Vabbè, buona fortuna. Se io vi dicessi adesso devo fare una telefonata in America, chi telefoni? No, un numero a caso, voglio parlare con Biden, lì, col Presidente degli Stati Uniti d'America. Voi cosa dite? Hai cambiato spacciatore, chiamiamo un'ambulanza, parliamone? Beh, gli abitanti degli Stati Uniti d'America sono 340 milioni circa. Ho più probabilità che risponda Biden piuttosto che vincere il Super Enalotto. È vero o no? Però c'è questa differenza. E anche qui entra la questione della razionalità. Raccontando alle persone che la probabilità di vincere al Super Enalotto è 1 su 622 milioni, è deterrente affinché le persone non acquistino il biglietto? No. Perché nella persona scatta la... Ma perché non potrei essere io? Cioè, quindi la logica nostra dobbiamo metterla insieme alla nostra mente che non è del tutto logica, no? E poi usiamo anche i gesti scaramantici, fanno un po' parte delle nostre abitudini, no? Ok, citazione. Vabbè. I numeri ritardatari è un'altra, cioè pensare, perché noi pensiamo, spera che al mondo
il mondo non c'è molta giustizia, ma almeno nella magia ci sia un po' di giustizia. Quindi questo numero ritardatario, guardate qui è i monopoli di Stato, cioè che ci fanno credere che ci sia una logica, analisi e previsioni della prossima estrazione, quasi ci siano dei meccanismi logici che noi dobbiamo conoscere, matematici, ma dove? Sono i monopoli di Stato questi, non è... cosa volevo dire? Cioè, ecco, qui ci sono i numeri ritardatari, ecco, vedete un po' quali che sono, cioè pensare che ogni estrazione ci sia una giustizia, no? C'è questo numero, ad esempio il 18 da 34 estrazioni, allora ci vediamo questi numeri che girano e lì c'è un comitato per il 18, dai facciamo passare sto sfigato al 18, dai cosa ti costa, la prossima volta vai tu, cioè, ma noi ci siamo dentro a questo meccanismo, ci siamo dentro. E la mia domanda che mi faccio, ho scritto anche un articolo su questo, Dostoevskij e la slot machine. Dostoevskij oggi cosa farebbe? Cioè, per cui questo gioco legato a questi mondi romantici piuttosto che decadenti, sfide titaniche al tavolo da gioco, tra una contessina sifilitica, un granduca, un delinquente, un grande intellettuale, cioè questa, diciamo, questa storia del gioco d'azzardo che ci ha dato dei romanzi straordinari, non è la realtà di oggi. La realtà di oggi è di persone perse davanti a una slot machine e un'evoluzione straordinaria sta avendo il gioco d'azzardo attraverso, ad esempio, le smart machine, che sono macchine che portano il gioco a una dimensione algoritmica. Il giocatore è profilato, ne vengono colte le vulnerabilità sottili attraverso sensori di retina e rilevazione dei calori nei polpastrelli, riconoscimento facciale e a questo punto progettate integralmente per l'addiction. Tailored, sartorializzate su di te, sui tuoi, come si dice, sulle tue fragilità. Se tu sei uno quando perdi insisti e giochi sempre di più, se tu sei uno che quando perdi molli, e allora ti facciamo vincere un pochino e ti riteniamo attaccato, cioè costruite sulle tue fragilità per creare, per amministrare e per gestire l'addiction e anche per espellerla quando non c'è più profitto da trarne e quando il giocatore diventa ingombrante, e che poi viene chiamato in altra maniera. Noi dell'industria del gioco vogliamo individuare i giocatori problematici, non vogliamo sfruttare le persone, quando sono gli studi che dicono che gran parte dell'industria del gioco vive sui giocatori problematici. C'è uno studio di anni fa che diceva chiaramente se avesse funzionato la teoria del gioco responsabile avrebbero smesso per mancanza di introiti. Ecco, il tema è un po' il videogaming, il social network, gli smartphone, i giochi televisivi interattivi a questo punto, e si aprono delle dimensioni molto molto grandi, no? Tra le varie cose c'è anche questa cosa, cioè per dire dell'universo del gioco. Qui siamo in ambito non più legale, non più italiano. Celebrity Death Pool, cioè abbiamo cashforcadavers.com, Cash for Cadavers, denaro in cambio di cadaveri.com, dove personaggi famosi sono quotati sulla base della loro età, sulla base del rischio di terrorismo, sulla base di quanto si sa rispetto alle loro situazioni fisiche, insomma malattie e cose di questo genere, e quindi quotati, e quindi c'è questo mondo di possibilità di scommettere sulla morte dei personaggi famosi. Sono cose di nicchia, è chiaro, ma ci sono anche questi mondi. Gli ultimi giorni del Papa Wojtyla, scusate, li avevo seguiti, cioè entro oggi e domani lo diamo cioè dove la vita, quando è morta, l'ho seguiti anni fa questi siti, quando è morta la povera Diana Spencer, giovane, sana, non a rischio di terrorismo, capirai, quindi era quotata tantissimo, no? A differenza della regina madre, e quindi vi lascio immaginare anche le battute in questo, per dire un mondo nell'azzardo per cui la vita così non c'ha più senso, no? E guardate, ci sono anche delle regole, perché poi è ossessivo anche questa questione. Non si può, se volete scommettere sui gemelli siamesi, poveracci, come sapete hanno degli organi in comune, ve li paghiamo una volta sola. Ecco.
I condannati a morte negli Stati Uniti d'America, già ti piace vincere facile, ovviamente non ti paghiamo. However, tuttavia, forse nella speranza che si suicidi o sia ucciso da un compagno di cella, beh, in tal caso allora ti paghiamo, no? Cioè, vi faccio questo flash per dire che l'universo dell'azzardo è più ampio, sterminato e problematico di quanto possiamo immaginare. La questione ora è anche rispetto all'intelligenza artificiale nel gambling e alla captologia, no? La persuasione, cioè diciamo che l'insieme tra marketing aggressivo e nuove tecnologie che sta creando in vari ambiti, compreso il mondo del gambling, veramente dei livelli molto molto alti, no? Già tantissimi anni fa, guardate, questo è uno che costruiva casinò, che ha detto, aveva teorizzato, un architetto del casinò, che l'unica cosa che deve esistere è lo schermo. Quindi l'idea del gioco come azione, come esibizione, l'idea romantica del gioco che noi conosciamo, sulla quale siamo costruiti anche così idealmente così, no, in realtà il gioco di oggi non è più un gioco di azione, l'esibizione, le emozioni, la capacità. C'è questa quota di gioco, sia chiaro, e spesso è la quota di innesco nel gioco, ma il gioco poi sprofonda nel gioco come fuga, il gioco come anestetico, il gioco come isola, rifugio della mente, il gioco dove le persone perdono la dimensione del tempo, dello spazio, quello che Natasha Dow descrive come poi ci sterminare, comunque del flow, di questo entrare in questa dimensione nella quale non cerchi neanche più la sfida, non cerchi neanche più di vincere, non ti interessa, ti interessa solo staccare e perderti in questa attrazione. E su questo i grandi esperti diciamo, di nuove tecnologie applicate al gioco, business intelligence, simpatia, antipatia dei giocatori, siti web personalizzato, e queste non sono parole mie, sono parole del mondo dell'industria del gioco, una rivoluzione che vede l'utente sempre più scansionato in ogni sua caratteristica, da poterlo imprigionare in un paese dei balocchi fatto a sua immagine e somiglianza. Questa, ripeto, non è una mia interpretazione, questo è preso da un sito e incollato lì, no? Poi abbiamo le app per il gioco, ma le app per il gioco che sono molto interessanti in un certo senso. Guardate, questa è un'app italiana che ti dice esattamente, mentre tu passeggi per una città e così via, quali sono i luoghi dove puoi andare a giocare. Voi capite con i trigger, l'attrazione, quindi ti dice esattamente, guarda, come io sono venuto qua, a 50 metri di lì c'è questo gioco di là, a 100 metri di là c'è quest'altro gioco. Qui siamo in Italia ed è un'app italiana, non stiamo parlando di cose stratosferiche. E mi avvio alla conclusione. La questione è anche quello del metaverso, perché a questo punto anche la dimensione della solitudine è trasformata a questo punto, perché io posso giocare con altri, siano essi algoritmi o persone reali, però c'è una dimensione di socializzazione e di condivisione di un mondo con altri soggetti, che è una dimensione nuova questa attraverso il web. Attraverso il web, e qui sono dati che ci dicono quanto, e soprattutto che stiamo passando da un universo bidimensionale, lo schermo, a un universo tridimensionale ed immersivo, perché grazie alla realtà aumentata, grazie a tutte queste cose qui, non sarò più a giocare con ma saranno in fianco a me gli altri, potrò interagire con loro, cioè io lo metto al futuro, posso interagire con loro, sono già dati di realtà questi, sui quali l'industria del gioco sta evidentemente molto molto
E forse il gioco non è più, come molti studi, un luogo narcisistico in cui ci riflettiamo nel senso di rifletterci su questo specchio, eccetera, eccetera, ma forse più un black mirror, uno schermo nero nel quale sprofondiamo. Sto parlando del gioco. Pensate che veramente questa dimensione dell'intelligenza artificiale applicata al gioco è veramente una rivoluzione, che non solo al gioco ovviamente. Ho riletto un libro di Friedkin, vabbè, il nome mi sfugge in questo momento, Friedkin, sì, del 54, nel 54 di fantascienza, nel quale incredibile questo libro, perché tutte le galassie portano il loro sapere in una macchina antesignana, cioè, tutto quello che si sa viene messo in questa macchina, l'Alexia, no? E a un certo punto gli viene chiesto, questa macchina che sa tutto lo scibile, perché abbiamo messo dentro tutto, chiedono a questa macchina, ma la domanda di fondo che noi uomini ci domandiamo, esiste Dio? E la macchina risponde, adesso sì. Boh, mi fermo qua, grazie. Grazie mille, professor Croce, per questo suo intervento che ha ricevuto moltissimi commenti dalle persone che ci seguono da remoto. Molti... Le dico subito che sono tutti apprezzamenti, soprattutto per la modalità coinvolgente, molto ricca, e quindi grazie anche per aver tenuto viva la nostra attenzione. Chiedo al dottor Giancarlo Zecchinato, nostro ospite in sala, una considerazione su quanto abbiamo ascoltato, se vuole anche una domanda per il relatore. Grazie, intanto ringrazio il professor Croce per questa completa esposizione e anche vivace, ma che ha messo insieme tutte le caratteristiche e in particolare dal mio punto di vista la diversità tra il gioco di un tempo e il gioco attuale. Su questo poi volevo chiedere una tua riflessione. Ma prima mi ha fatto venire in mente questa relazione uno dei miei primi pazienti dopo quel famoso, in cui lui c'era, famoso convegno di Forte dei Marmi, 2000 mi pare fosse, perfetto, e che dopo il quale molti di noi cominciarono a occuparsi del problema, no? Perché prima era praticamente nei servizi inesistente. Ecco, uno dei miei primi pazienti mi ha molto impressionato questa cosa, aveva tutte le caratteristiche che sono state dette, no? Lui giocava solamente, che io ho seguito per molti anni, con alti e bassi naturalmente, come in questi casi, ma che ho lasciato che stava discretamente, naturalmente dopo che aveva perso tutto, famiglia, figli, lavoro, eccetera, eccetera. Ecco, però lui aveva questa caratteristica molto interessante che mi è rimasta impressa a proposito di distorsioni cognitive. Lui giocava e gli piaceva moltissimo il gratta e vinci. Allora aveva questa idea, no? Che io devo comprare un pacchetto completo dal tabacchino di gratta e vinci, costava 600 euro, perché sono sicuro che vinco almeno 200 euro. Allora questa considerazione lo portava a dire oggi ho vinto 200 euro, ne aveva speso 600. Non c'era verso di fargli capire che aveva speso 600 pur avendo ricavato 200, ma se 600 meno 200 fa 400, meno 400. Non c'è stato verso per anni, di fargli capire quanto forte fosse quella che chiamiamo distorsione cognitiva. Questo per dire, seconda rapidissima considerazione, che poi ho visto negli anni che ma questo non solo nei giocatori, anche negli eroinomani, negli alcolisti non ne parliamo, d'altronde l'orgoglio dell'alcolista ne parlava già Batson nel suo famoso libro, no? Che è più o meno le caratteristiche sono queste robe. Perfetto. Benissimo. La caratteristica importante che ci fa capire che stiamo andando verso un'evoluzione della persona, questo dal punto di vista clinico, è quando questa persona accetta la sua debolezza, come è stato detto poc'anzi. E questo è quello a cui dobbiamo arrivare. Se la persona non accetta la sua debolezza,
siamo sicuri che ricadrà. Poi i giocatori come i tossicodipendenti, gli alcolisti ricadono assolutamente, ma non è quello il problema della ricaduta. Dopo il problema è come uno affronta la ricaduta, ma lasciamo stare. Allora, l'accettazione della debolezza è un parametro di valutazione estremamente interessante dal mio punto di vista. E volevo chiederti però una tua riflessione su questa idea della vulnerabilità che oggi va abbastanza, da qualche anno insomma, no? Va abbastanza. Allora, in questo caso quanto è significativa la vulnerabilità genetica, biologica, familiare, psicologica, o quanto invece è importante quello che hai detto nell'ultima parte, cioè questo cambiamento della presentazione del gioco, delle strategie del gioco per aumentare il parco giocatori? Dal tuo punto di vista, se... Sì, cioè, no, stavo aspettando il microfono, invece sono già microfonato. Ma no, dunque, in senso generale vale il meccanismo di Jeffrey Rose, questo epidemiologo che ha detto: molte persone esposte ad un rischio piccolo generano più casi di poche persone esposte ad un alto rischio. L'esempio è che sono più i morti al mondo di zucchero che di eroina. Cioè, quindi nel momento in cui abbiamo... non perché l'eroina non faccia male, ma lo zucchero esteso, diabete, eccetera, eccetera. Cioè, quindi l'avere ampliato la platea, portato all'incontro col gioco molte persone di fatto ha generato i casi che conosciamo di persone che altrimenti non avrebbero incontrato il gioco. E quindi da una parte c'è l'incontro tra una persona e a questo punto con le sue fragilità, con le sue debolezze, con le sue vulnerabilità e così via, e con una sostanza, e nella fattispecie con il gioco. Non dimentichiamoci che Peale ha detto che l'addiction può essere causata da qualsiasi forte emozione, non necessariamente una sostanza, ma il gioco, l'amore, il rischio possono trovare dei soggetti che trovano lì dentro una risposta a sofferenze, uno spazio di eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me vale sempre il modello trivariato di scuola francese di Oliver Stein, l'individuo, quindi con le sue fragilità, il contesto micro, famiglia, ambiente, macro, società, crisi, individualismo, eccetera, eccetera, e incontro con una sostanza e incontro con il gioco. Per dirla alla Zimber, drug, set and setting, la sostanza, ecco, noi dobbiamo superare il modello monovariato, che vede solo la vulnerabilità, che vede solo il gioco, che vede solo l'aspetto, l'ambito dell'offerta, della società e così via. E mi piace far presente che l'INSERM, che è l'Institut Français de Recherche Médicale, cioè, ha fatto anni fa uno studio molto interessante, scaricabile gratuitamente da internet, per chi parla francese, molto utile, che hanno analizzato i fattori di rischio, hanno scritto, ha contribuito a questo studio psicologi, neurologi, psichiatri, medici, storici, economisti, statistici, cioè, diteci, l'expertise, diteci. La conclusione, molto, molto interessante, ma la conclusione di questo studio è: siamo a conoscenza che vi sono molti fattori che sono di fragilità, di vulnerabilità, ma non siamo stati in grado di identificare un fattore X in grado di determinare, ovvero vi sono dei soggetti che hanno il fattore X ma non sono giocatori, la familiarità, e vi sono soggetti che sono giocatori patologici e non hanno il problema è come i fattori si combinano nel tempo nel soggetto e c'è questa, diciamo, questa saldatura tra fragilità, sostanza o gioco o comportamento che ti offre lì e io direi quindi dobbiamo veramente vedere le cose insieme. Del resto anche nel campo del gioco d'azzardo, quando Blasinski dice ci sono 3 tipologie di giocatori diverse, ci dice anche che ci sono delle fragilità diverse.
Intanto stanno arrivando, oltre che i complimenti e l'apprezzamento per la capacità di coinvolgere, anche delle domande o dei commenti come questo, che in realtà ci onora anche per il lavoro dell'intera settimana, perché una persona dice: è importante prendere consapevolezza per potersi difendere, ma anche per aiutare i ragazzi a farlo e a vedere oltre lo specchietto per le allodole. Questa mattina avevamo in presenza una classe e alcuni ragazzi hanno alzato la mano facendo delle domande che hanno permesso al relatore e a tutti noi di far vedere proprio che alcune cose che impattano a loro come delle magie, come degli specchietti per le allodole, in realtà nascondono l'inganno. Ecco, noi adulti magari qualche volta lo diamo per scontato, invece è importante parlarne perché non sempre i ragazzi ce lo dicono. E quindi c'è questo commento che apprezziamo molto, perché queste occasioni servono appunto a prendere consapevolezza del problema, è importante parlarne, ma anche ad aiutare i più giovani a prendere questa consapevolezza. Vedere degli adulti che ne parlano permette loro di far cadere qualche filtro, di fare una domanda o anche di abbandonare qualche credenza magica, ecco, per cui non dobbiamo dare per scontato che quello che vediamo noi lo vedano anche loro. Quindi ringraziamo la persona che ha fatto questo commento. E poi ci sono anche delle domande come questa. C'è una persona che dice: ma se un giocatore non riconosce il problema, come possono reagire le persone che gli stanno vicino? Questo è un grande tema, chiaramente, ma se volete entrambi fare un commento a questo aspetto. Questo è il tema delle addiction tutte. Questo è perfetto. Questo è il tema di tutte le addiction, e quindi il fatto del riconoscere il proprio problema, no? Se uno noi diciamo sempre, se uno non riconosce il problema, dobbiamo lavorare per fargli riconoscere il problema. 1 mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, qualche volta tutta la vita. Questo è il punto. Portare la persona a riconoscere il problema. Non credo che ci sia, almeno nella mia esperienza di decine di anni di lavoro, che ci sia una tecnica, qualcosa di specifico. No, io non la conosco. Gli ho detto molto spesso a alcuni pazienti: guarda, se conoscessi questa cosa mi avrebbero già dato il premio Nobel, siccome non sono candidato e non credo che lo sarò mai. Ecco. Questo è il lavoro che deve fare il clinico ogni giorno, e anche le persone che stanno vicino al giocatore, perché non c'è solo, tutte le dipendenze non sono legate solamente al lavoro del tecnico, ma ci sono degli amici, ci sono dei familiari, ci sono delle persone, colleghi di lavoro, insomma, ognuno può fare la sua parte. Questo è molto importante saperlo. Nelle dipendenze non è come nella bronchite, che uno prende l'antibiotico e gli passa. Assolutamente, è una malattia diversa. Certo. Quindi se la persona che fa questa domanda chiede anche aiuto per chi sta vicino alle persone, è importante far sapere che i servizi sono attrezzati, studiati e organizzati anche per sostenere i familiari, e quindi che cosa può fare una persona che riconosce un problema in casa e non riesce a far intendere ragione all'interessato, può chiedere aiuto per sé, proprio per fare da tramite. Certo. Questo mi sembra un messaggio molto importante, perché sono molti i familiari che vivono questo dramma, questa situazione, e non sanno come, dove, a chi rivolgersi, a chi parlarne, anche perché il gioco d'azzardo non c'è una droga, e quindi vabbè, non ti scoppia il fegato, non vai in astinenza. Sì, ci sono i problemi di soldi, c'è l'usura, ci sono tantissime problematiche, ma uno si racconta sempre: è un momento un po' di crisi, la fortuna girerà e così via. E i familiari e i figli dei giocatori non sono diversi dai figli dei tossicomani o degli alcolisti per la vita che vivono, spesso espropriati dell'infanzia, perché si trovano ad affrontare problemi e sofferenze grossissime. Quindi riuscire a dare questo messaggio mi sembra un'ottima cosa che stiamo facendo questa, perché vi sono i servizi, vi sono i gruppi di aiuto, vi sono le comunità che oltre al paziente possono aiutare le persone ad aiutare il paziente a superare la vergogna, perché c'è l'orgoglio qui, ce la faccio da solo, ma avete tutte storie vostre e così via. Una cosa che posso dire, io sono cresciuto nelle tossicodipendenze degli anni 80, gruppo Abele, eccetera, eccetera, e quindi abituato, anche il dottor Zecchinato credo che più o meno, i familiari che portavano il tossicomane, cioè, occupando i giocatori d'azzardo, ho visto i figli che portano il genitore,
con umiliazioni, sofferenze che lascio immaginare questo genitore che ha fatto studiare questo figlio, che l'ha aiutato, tutto, cioè, umiliato con meccanismi strani. Ecco, non c'è da vergognarsi, è una cosa che può capitare in un momento di particolare della vita di una persona. Mi riferisco, sto pensando a un caso di una persona, un genitore, arrivato a 65 anni, tranquillo, sereno, ha fatto studiare il figlio, laureato e tutto, e poi momenti di solitudine, così, una persona nota, anche in città, vergogna e così via, la supero da solo. No, non c'è da vergognarsi, assolutamente, se posso dare un messaggio. E sia chi vive questo problema, sia chi vive accanto a chi vive questo problema, rivolgetevi ai servizi. Certo, grazie professore e grazie dottore per questo rilancio, perché il significato di una settimana come questa è anche quello appunto di aiutare le persone che possiamo intercettare e che hanno proprio bisogno di risposte di questo tipo, e quindi è importante anche mandare questo messaggio: non c'è da vergognarsi, si tratta a tutti gli effetti di patologie, vanno trattate come tali, quindi come andiamo a chiedere aiuto per farci curare un problema fisico, anche questi sono aspetti che possiamo aiutare le persone a superare con questo cambio di ottica. Sono dei disturbi e possiamo aiutare noi stessi o i nostri cari a chiedere aiuto. Un'altra sottolineatura molto interessante dallo scambio che state facendo riguardava proprio il fatto che non c'è il fattore o la modalità specifica che risponde al problema e bisogna un po' cucire su misura la cura, un po' come fa chi cerca di adescare le persone, che costruisce sartorialmente il modello di dipendenza. Anche i servizi costruiscono sartorialmente il modello di cura e quindi la persona viene presa in carico proprio nelle sue specificità, col suo contesto sociale. Ecco, anche questo è un messaggio che possiamo sottolineare, vero? Ma è molto interessante, se posso, perché rispetto a questa questione sulla intelligenza artificiale c'è anche un dibattito, dire, ma perché non possiamo usare noi l'intelligenza artificiale nell'aiutare le persone? Perché molti giochi hanno le chat box, che è un'intelligenza artificiale che ti conosce e dice: ciao Mauro, come stai oggi? Stai giocando? Ti stai divertendo? Dai, guarda che c'è una nuova offerta, che si è costruito su te. Perché non possiamo farle anche per aiutare le persone, per cui alle 3 di notte, il giorno di Natale, quando i servizi, insomma, non è che quando uno è disperato, ha perso tutto, non ci può essere anche una forma di intelligenza artificiale. Weizenbaum parlava di macchine per fare psicoterapia già negli anni '80, poi ha rivisto completamente le sue posizioni, sia chiaro. Però voglio dire, dovremmo anche noi imparare e utilizzare anche queste strategie. È una provocazione, se vogliamo, ma facciamola. Ma dobbiamo uscire anche noi, perché la battaglia è forte. Abbiamo molta interazione su Facebook e ci fa piacere, quindi approfittiamo anche per ringraziare tutte le persone che non sono qui presenti fisicamente ma che stanno interagendo con i contenuti di questa serata, e qualcuno fa dei commenti con cui forse possiamo anche andare in conclusione, e quindi qualcuno dice: mi ha molto colpito il 4° posto dell'Italia nella classifica, è stato un dato impattante, aiuto, c'è molto da riflettere. Oppure c'è una domanda un po' d'effetto che chiede: ma allora quale speranza ci rimane a fronte di questa pervasività, di questa velocità, di questa influenza così forte a cui molte persone sempre di più sono assoggettate? Beh, un pezzettino di speranza cerchiamo di darlo col fatto di parlarne. Che cos'altro possiamo dare come messaggio di speranza rispetto alla situazione generale? Ma io credo che la speranza, diceva mio nonno, è sempre l'ultima a morire, e quindi è indispensabile averla, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Ma come si diceva prima, in questo campo è molto importante, credo sia molto importante, come si diceva, cucire su misura degli interventi, situazione per situazione, perché le proposte che possono creare addiction sono molto diversificate oggi, perché le slot è una cosa, il bingo è un'altra roba, ecco. E quindi bisogna cercare di cucire su misura anche degli interventi che siano in riferimento a quella tipologia, a certe tipologie di persone. E questa è una cosa difficile, non è facile, ma è la sfida che gli operatori di cui devono farsi carico. Certo, prego, se vuole aggiungere.
No, no, ma devo dire che dal convegno di Forte dei Marmi, che poi scopro sempre più persone che hanno partecipato a questo, ad oggi molte cose sono cambiate. Allora eravamo dei matti quando abbiamo organizzato questo convegno. Oggi il gioco d'azzardo, il disturbo del gioco d'azzardo è nei LEA, nei livelli essenziali d'assistenza, cioè quindi i servizi sono tenuti ad organizzarsi e dare delle risposte terapeutiche, di consulenza, eccetera, eccetera, poi i giocatori d'azzardo. Anche questa è stata una conquista, perché prima era un azzardo farsi curare, cioè avere la fortuna di avere un servizio, quindi legato alla fortuna, di avere un servizio con del personale competente, attrezzato, in grado di... E questo è aumentata la consapevolezza da parte delle comunità locali, dell'associazionismo, della Chiesa, dei servizi pubblici, degli enti locali. Ci sono delle leggi regionali che hanno cercato un po'... Cioè c'è una consapevolezza maggiore oggi, però c'è ancora tanto da fare. Grazie. Una persona, in chiusura anche dei molti contributi che abbiamo da casa, ci invita anche a citare il fatto che esistono anche dei gruppi di automutuo aiuto, come per altre forme di dipendenza, anche per questo specifico problema, e che quindi insomma, si sono fatti dei passi avanti per far sì che le persone trovino accoglienza, trovino persone che hanno vissuto la stessa esperienza, esatto. E sono tutte possibilità che vengono date oggi a differenza del passato, e quindi questa persona giustamente ci invita a citare anche questa tra le forme di aiuto, la ringraziamo. Bene, ci avviamo verso la chiusura di questo incontro. Ringraziamo il dottor Vito Sava per essere stato presente e aver portato un saluto istituzionale, così come il dottor Fabio Ferrari in collegamento con noi, lo ringraziamo per aver dato il suo contributo. Un ringraziamento particolare al dottor Giancarlo Zecchinato che ha interagito, partecipato e portato un importante contributo a questo incontro, e in particolare al professor Mauro Croce per la sua disponibilità, capacità di coinvolgimento. Ha veramente coperto un panorama molto ampio ma con grande competenza e anche con chiarezza. Lo ringraziamo per averci tenuto attivi e partecipi in questo argomento che è il tema della nostra settimana, Cambio Gioco. Vi aspettiamo domani mattina alle ore 10 per il prossimo incontro in programma, quindi per l'inizio della seconda giornata. Sarà un programma dal titolo Siamo schiavi digitali con Michele Marangi, che è un media educator, formatore e supervisore, quindi un incontro che rivolgiamo anche in particolare alla popolazione giovanile, agli insegnanti che vorranno partecipare con le loro classi. Detto questo, vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a tenere d'occhio il programma e a scaricare il programma dal sito www.cambiogiocol6.it e auguriamo a tutti voi una buona prosecuzione di serata.